Buongiorno Gianni Boscolo Moretto, presidente di Gebis. Che meraviglia, siamo in spiaggia finalmente. Beh sì, la giornata ci invoglia proprio a frequentare le nostre spiagge. Come vedete abbiamo già iniziato a montare capanne e quindi ad attrezzarci ed essere pronti ad accogliere i turisti che quest'anno, già l'anno scorso è stata una buona stagione, ma come previsioni sembra che sia migliore ancora della stagione 2022. Che sarebbe quasi una stagione da record. Sarebbe quasi una stagione a record, ormai si annovera quasi sempre il 2019 come benchmark e credo che il 2023 sarà il nuovo benchmark per le prossime annualità. Intanto si arriva al weekend del 25 aprile, il weekend lungo, primo weekend di primavera, tempo permettendo qui sarà pieno domenica. Allora, un appunto, ne avevamo già parlato anche in altre occasioni, la spiaggia di Sottomarina è frequentata non più soltanto nel periodo estivo o nei fine settimana, ma devo dire ormai è frequentata nelle giornate di bel tempo. La battigia, se veniamo anche durante i giorni della settimana, è frequentatissima. I chioschi, i bar hanno cominciato a offrire servizi, quindi a tenere aperto, e quindi stiamo cominciando a vedere che l'attrattività della nostra spiaggia non è racchiusa nella stagione classica estiva dei famosi 100 giorni, giugno, agosto, metà settembre, ma si espande un po' tutto l'anno. Quindi per l'apertura vera e propria della stagione aspettiamo maggio, fine maggio. La prima e seconda settimana di maggio, ecco, quello diciamo è il periodo dove viene decretata l'inizio della stagione estiva. Però io sono convinto che in questo weekend ci sarà tanta gente. Beh, ne abbiamo passati 2 o 3 weekend e abbiamo visto già il flusso e confermo quello che stai dicendo, che nei fine settimana le nostre spiagge sono frequentatissime. Cosa deve fare Sottomarina e Chioggia per essere ancora più attrattiva? Allora, siamo già a un buon livello. Settimana scorsa è stato fatto un convegno organizzato molto bene dai Lion, dove sono intervenuti il direttore del FEE, che praticamente è l'ente che poi rilascia anche la bandiera blu. Ci ha fatto i complimenti, abbiamo spiegato e ha visto e ha toccato con mano come le nostre strutture sono attrezzate e organizzate per accogliere qualunque tipo di turista e quindi un'accessibilità e un'inclusività ad un alto livello. Quindi possibilità di miglioramento ci sono sempre. Abbiamo un alto livello di qualità e di servizi che vengono offerti, ma anche quest'anno comunque le spiagge si stanno organizzando per andare verso appunto queste tematiche, quindi l'inclusività e la sostenibilità dell'ambiente. E che sono poi le cose che pagano. Ma in una stagione, l'ultima domanda, poi ti lascio il tuo lavoro, la stagione che si apre con delle prospettive molto positive, abbiamo detto. C'era proprio bisogno di mettersi a discutere di concessioni balneari a inizio stagione. Sì, adesso hai toccato un tema per noi è caro, ecco, uso questo termine un po' più soft. Sì, il tema Bolkestein ormai è da 2 anni che ci sta un po' tenendo in ansia. Ma diciamo che la qualità imprenditoriale, la qualità delle nostre strutture, lasciami passare il termine, tra virgolette, siamo abbastanza tranquilli, seppur con le 1000 problematiche e criticità. Ma proprio perché sappiamo investire, conosciamo il territorio, sappiamo come investire, sappiamo soprattutto come conservarlo, come gestirlo da buon padre di famiglia, come si suol dire, e quindi sapendo che comunque è un bene di tutti, ma cercando di dare i servizi che sono utili a tutti. Uso una frase di Brunello Cucinelli che parla, ormai l'imprenditore, siamo tutti industriali, non esiste più la differenza tra l'artigiano, l'imprenditore, il commerciante, no, ormai bisogna essere industriali perché ormai abbracciamo e anche noi gestori di stabilimenti balneari siamo obbligati, costretti a seguire quelli che sono poi tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici. Un balneare, un operatore balneare, vende anche identità di una terra?
Assolutamente, ma diciamo il cardine che noi difendiamo anche a livello di sindacato nazionale e anche in temi europei è proprio la specificità del territorio, quindi noi vendiamo territorio, noi vendiamo natura, perché di natura si parla, un esempio è qua, c'è il mare, c'è la sabbia e basta, poi ci sono i servizi che danno il comfort a chi le fruisce. Grazie, ci risentiamo prossimamente a stagione iniziata, quando qui sarà pieno di bagnanti. Grazie a voi e complimenti sempre per la vostra testata. Grazie. Grazie Presidente.